Diciotti, c'è un ristorante in provincia di Palermo che dovete assolutamente provare. Avete presente Cencio la Parolaccia a Roma, quel ristorante dove i clienti vengono presi in giro, reso famosissimo da un film cult degli anni '80? O magari la catena nuova australiana, Karen's, che di fatto ha copiato l'idea di Cencio. Bene, in Sicilia abbiamo un ristorante del genere e ora vi ci porto. Aspettate qualche istante per conoscere un personaggio unico. All'antica si trova nella bellissima Terrasini ed è facilmente riconoscibile dall'enorme mucca che accoglie i clienti all'entrata e dalla 500 poggiata con grazia sopra il cancello. Le regole sono semplici: mangiare e fare casino. Ah, nascondete i cellulari, altrimenti potrebbero fare questa fine. L'interno è splendido, sembra davvero di essere in uno di quei ristoranti antichi siciliani, con la cucina a vista e le pignate appese ai muri. Sapete tutti che io non mangio carne, però in questo video vi mostrerò diversi piatti che i miei amici hanno scelto. La cucina è quella all'antica, proprio come il nome del locale. Braci sempre accese, forni roventi e piatti di pasta formato famiglia. Ma la vera star è lui, il proprietario e cuoco del locale. Vi consiglio di rifiutare un cicchetto o di ordinare tutti i piatti diversi. Questo farà infuriare il cuoco e diventerete il suo bersaglio per l'intera durata della cena. Quando è pronto da mangiare ci si alza e si vanno a prendere i piatti direttamente al bancone. Il personale di sala, instancabile, gira di continuo fra i tavoli, ma è il cliente a dover andare a prendere il proprio ordine. E come si fa a sapere quando è pronto? Così. Fra una portata e l'altra si passa il tempo giocando a scopa. Qui vediamo due esemplari di Australopithecus sicilianus intenti a stabilire la propria supremazia attraverso l'antico gioco delle carte, esibendosi anche nell'antica mossa tribale del carraco. Arrivano i piatti e c'è da mangiare per un esercito. I carnivori si fiondano su stinco di maiale e pollo arrosto. Io trovo rifugio nel classico piatto di verdure grigliate e 1 chilo di patate fritte tagliate a mano. A fine cena, l'immancabile rito dell'amaro servito in botti di legno. Notate con quanta nonchalance il nostro eroe lancia il bicchiere dopo aver bevuto. E se vi rimane ancora spazio, godetevi lo zucchero filato fatto in maniera calma e pacata. Insomma, al netto di questo video irriverente, proprio come il proprietario del locale, consiglio fortemente a tutti di provare il ristorante all'antica. Il cibo è buonissimo e l'esperienza è unica.